That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a downfall with a little bit of tender and emotional sexual. Buonasera e benvenuti a Telefilo Estate. Quello che vedete inquadrato è il meraviglioso mare di Lignano Sabbiadoro e questa sera trasmettiamo dalla terrazza dell'Hotel Italia Palace di Lignano Sabbiadoro, una puntata dedicata al bilancio della stagione di quest'estate che ha visto protagonista Lignano, e poi naturalmente andremo ad approfondire, a presentare quelli che sono gli eventi in programma a settembre. Mi accomodo perché questa è davvero una bella terrazza, elegantissima e comoda anche per queste dirette. Raggiungo il sindaco Luca Fanotto proprio perché dobbiamo subito tracciare un bilancio di questa stagione. Sì, diciamo che la stagione è andata bene, molto meglio del previsto, perché abbiamo avuto veramente una grande affluenza non solo di turisti italiani ma anche stranieri, austriaci e tedeschi non sono mancati, quindi le strutture ricettive hanno registrato a partire dal mese soprattutto di luglio, agosto, e poi però diciamo, le prenotazioni sono buone anche per la prima quindicina di settembre, quasi il tutto esaurito in determinati periodi. Abbiamo perso ovviamente maggio, tutte le festività austriache della Pentecoste, del Corpus Domini e dell'Ascensione, ma abbiamo secondo me anche recuperato, quindi io traccio sicuramente un bilancio positivo della stagione e penso anche come i dati li avremo nel momento in cui saranno aggregati alla fine dell'anno, ma io ritengo che appunto i dati siano buoni e possano portare a registrare circa l'85-90% delle presenze del 2019, quindi prima della pandemia. Se inquadriamo nuovamente la spiaggia, se l'avete vista prima in apertura, vediamo che c'è un movimento anche oggi in spiaggia ed è sabato 4 settembre, quindi i turisti continuano a raggiungere Lignano, anche stranieri in una weekend di settembre. Sì, abbiamo soprattutto turisti in questo momento tedeschi e austriaci, e diciamo che insomma, abbiamo anche lavorato molto sulla parte della promozione, quindi nei confronti anche di queste destinazioni e quindi che sono tra l'altro quelli che vengono riconosciuti come clienti privilegiati di Lignano, quelli che hanno garantito il successo negli anni della nostra località. Io ritengo inoltre insomma, che tutti gli operatori hanno dato un serio contributo alla ripresa, anche se i problemi non sono mancati per condurre in maniera regolare questa stagione, ma li abbiamo affrontati quotidianamente cercando sempre di superarli a testa alta, e quindi va fatto il mio plauso a tutti coloro che hanno innanzitutto avuto molto coraggio, che si sono impegnati anima e corpo per riuscire a soddisfare le esigenze dei nostri ospiti, cercando di accoglierli al meglio e garantendo un servizio di alta qualità, perché proprio questa parola, la qualità, a mio avviso è il futuro, cioè quello su cui dobbiamo noi tutti, pubblico e privato, puntare per riuscire a essere competitivi nel post pandemia, e stiamo lavorando da tanti anni su questo. Questa struttura ad esempio ne è una testimonianza plastica della qualità, ma penso che tante saranno anche le novità per la stagione 2022 caratterizzate da questa parola chiave. Il sindaco è reduce da 2 giorni a Jesolo, dove era presente anche l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Mediobini per l'incontro oggi 20 spiagge, dove è iniziato un percorso per il raggiungimento della proposta di legge e riconoscimento a status città balneare.
Sì, è il meeting annuale che ormai da 4 anni a questa parte i sindaci delle principali località balneari d'Italia, che sono quelle che totalizzano perlomeno 1 milione di presenze all'anno, tengono, ed è un momento molto importante a mio avviso di confronto e di elaborazione anche delle strategie che ogni località ha cercato, ogni destinazione di pianificare proprio per riuscire a stare sempre al meglio sul mercato, ma è un confronto anche sulle problematiche che caratterizzano e accomunano queste località. La necessità di garantire una maggior presenza delle forze dell'ordine statale, ad esempio, la necessità di garantire una flessibilità dei servizi rispetto alla fisarmonica che vivono le località balneari, cioè dei piccoli centri durante il periodo invernale e delle grandi città durante il periodo estivo. Pensiamo alla necessità di adeguamento del sistema della raccolta dei rifiuti, alla necessità di garantire dei servizi sanitari sui territori, perché i territori vengono investiti da un aumento esponenziale della popolazione, in questo caso della popolazione turistica. Ebbene, queste particolarità accomunano tutti questi centri balneari e sono dei problemi che nella maggior parte delle ipotesi devono richiedere un confronto con lo Stato. Lo Stato perché? Perché la competenza è una competenza statale, la competenza è legata all'ordine pubblico, la competenza sanitaria ad esempio, no? E quindi è chiaro che noi abbiamo tutta una serie di limiti che sono dati dal fatto che il nostro regime giuridico è accomunato a 2 criteri, quello della popolazione residente e quello della estensione territoriale. Noi diciamo di superare questi criteri e di riconoscere uno status giuridico specifico per le località balneari, perché altrimenti viene inficiata la loro competitività e noi rappresentiamo il mondo, l'Italia nel mondo, perché è il mondo che viene da noi e quindi dobbiamo essere in grado di soddisfare le esigenze del mondo. Questa è la mission che ci siamo posti in questo meeting di Jesolo e abbiamo formalizzato proprio anche ai rappresentanti delle autorità statali una proposta di legge, un disegno di legge da poter discutere per ottenere questo riconoscimento. Ritorniamo a Lignano, siamo a Lignano, ma Lignano in particolare nella nostra location, perché forse il nostro Francesco Snidero riesce a riprendere anche la terrazza mare da qui. Io la vedo, è lì. Perché? Perché dobbiamo parlare proprio della terrazza mare e del fatto che dopo 40 anni cambierà volto, la regione investirà diversi milioni di euro e avvierà proprio a settembre la gara d'appalto dove appunto terrazza mare cambierà volto, ma ci saranno diverse novità. Assolutamente, io devo ringraziare di cuore veramente la Regione perché ha compreso le esigenze del nostro territorio. Io ho sollecitato dall'insediamento della Giunta Fedriga la necessità di ricercare le risorse per intervenire su questa struttura, che è una struttura di proprietà dello Stato, la cui competenza amministrativa è stata passata alla Regione, dalla Regione poi al Comune e dal Comune a una società mista pubblico-privato che è la Lisagest, nella quale tra i soci c'è sia il Comune che la Regione. Ebbene, la Regione ha individuato 8 milioni di euro e ho chiesto altresì alla Regione, in particolare alla direzione dell'assessore Bini, e quindi le attività produttive e turismo, di procedere e di tenere loro queste risorse per poi adempiere a tutte quelle complesse procedure burocratiche che devono partire sicuramente dalla gara europea di progettazione, ed è questo quello che stanno facendo, che stiamo facendo, perché anche nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo portato in approvazione l'accordo di programma che andremo a siglare a breve con la Regione proprio per compartecipare sia nella parte di gestazione progettuale della nuova terrazza mare, ma anche per quanto riguarda l'intervento sulla struttura come lavoro pubblico. Quindi il team del Comune, in particolare l'Ufficio Lavori Pubblici e l'Ufficio Urbanistica del Comune, comparteciperà in maniera attiva a queste 2 fasi insieme al team delle ovviamente professionalità regionali. Quindi io sono veramente molto contento perché abbiamo anche stilato il cronoprogramma e per il 2024, se tutto
procede come abbiamo immaginato, dovremo avere la nuova terrazza mare con nuovi servizi, con nuovi spazi, soprattutto quello che vorremmo è ampliare la superficie scoperta, quindi la parte di terrazza, ma anche quella coperta per magari riuscire ad ottenere un ristorante stellato o un beach club, ma anche una sala istituzionale per la rappresentanza del nostro comune. E la Regione investirà 4 milioni di euro per l'ampliamento della copertura dell'Arena Alpe Adria, per farla diventare un punto di riferimento della Regione per gli eventi e i congressi. Sì, anche questa è un'iniziativa che è partita dal nostro territorio e che ha avuto poi il placet e insomma anche i complimenti da parte della Regione, e devo ringraziare un'altra volta la Regione proprio perché si sono trovate delle ulteriori risorse. Come giustamente ricordava, sono 4 milioni di euro, non sono di per sé sufficienti per coprire il quadro economico dell'intervento, perché oltre alla copertura c'è anche un aumento della capienza, quasi un raddoppio della capienza, quindi dovremo avere una capienza che passa da 3.000 a 6.000 posti, con però anche una struttura coperta con ulteriori sale, ulteriori spazi che possano permettere anche quel processo di destagionalizzazione dell'offerta turistica attraverso l'organizzazione di eventi non solo durante il periodo estivo ma anche nei periodi di spalla, in particolare in primavera, in autunno, ma anche durante l'inverno. Io sono veramente molto contento perché questa struttura dovrebbe poi avere anche un rinnovo completo dell'impiantistica, garantendo il raffrescamento ma anche il riscaldamento, e quindi avere una nuova opportunità, proprio perché nel panorama della nostra regione ma anche tra le altre regioni limitrofe non c'è in questo momento una struttura con una capienza di questa portata. Io ringrazio il sindaco, ritroveremo più tardi. Adesso andiamo a vedere un contributo filmato che vi racconta un po' la storia di Lignano Sabbiadoro, ma soprattutto la storia della nascita di Terrazza Mare. A tra poco dopo il contributo filmato. Lignano si può definire un'oasi in cui abbinare il relax a ogni tipo di divertimento. È questa l'essenza di Lignano, a metà strada tra Venezia e Trieste, con oltre 8 km di spiaggia fine dorata e un mare tranquillo che ormai da anni e anni si fregiano della bandiera blu per la tutela dell'ambiente. Lignano Sabbiadoro, città dei 1000 ristoranti, dei bar all'aperto, dei lunghi giri per negozi. Nel 1931 un dépliant degli alberghi riuniti riporta per la prima volta la dicitura Lignano dalla sabbia d'oro. Lignano Pineta, accarezzata dall'ombra dei giardini e disegnata da eleganti viali. Nel 1953 l'architetto Marcello D'Olivo progetta Lignano Pineta, una città delle vacanze a forma di spirale, con un treno centrale di negozi e servizi e verde in abbondanza. È il primo progetto che attira l'attenzione del mondo su Lignano. Ernest Hemingway, che la visita, la definisce Florida d'Italia. E Lignano Riviera, la zona più rilassante immersa in una ricca vegetazione che si esprime con il fruscio dei pini marittimi. Agli inizi del secolo Lignano era ancora un istmo ricoperto da boschi di pini, tra dune di sabbia verso il mare, da paludi, prati salati e barene verso la laguna. La penisola era in parte disabitata, le case dei contadini sorgevano sull'estremo opposto della penisola, vicino al fiume Tagliamento o in prossimità della laguna, centro dell'attività dei pescatori. La storia balneare di questa città iniziava nella primavera del 1903. Da Marano, l'11 aprile, salpava il piccolo gruppo di 6 barche, con a bordo 4 giornalisti di Udine, amministratori e politici della Bassa Friulana con rispettive consorti, per porre le fondazioni del primo stabilimento balneare, una modesta costruzione in legno sorta al posto della più ambiziosa terrazza a mare progettata dall'ingegnere veneziano Vendrasco. Bentornati a Telefilo Estate, in diretta dalla terrazza dell'Hotel Italia Palace di Lignano Sabbiadoro. Ora ci tuffiamo nella spiaggia di Lignano Riviera virtualmente, perché tra poco vedrete le immagini più belle della spiaggia della SIL con Renzo Pozzo, perché dobbiamo tracciare un bilancio di questa stagione che è stata splendida in una delle spiagge, lo dico io, più belle di Lignano, che è la vostra. Bene, sono proprio contento che lo dica, perché ci mettiamo tutto quanto quello che è possibile per farla diventare sempre più bella e poi moderna, perché quest'anno è stato un anno eccezionale. Sono ritornate le persone che un tempo facevano parte di Lignano, facevano il senso di Lignano,
e sono tornate fortunatamente tutte quante presenti e sono là che si divertono. Anche oggi, no? C'era un bel Anche oggi perché assolutamente l'autostrada, dall'autostrada a Lignano era coda completa, ma come andavano e quando arrivavano trovavano posto. Che turista è quello che si avvicina a Lignano Riviera, alla vostra spiaggia, ma anche al campeggio? Perché anche quest'anno i numeri del campeggio sono stati straordinari. È il turista moderno, quello che non ama cemento, ma ama i fiori, ama le piante, ama l'aria buona, iodica, ama l'apertura, quindi bene così, cioè bene non avere grosse costruzioni, bene avere tanti alberi, tanti pini. E quindi sono contenti perché si sentono, si rilassano nel green che poi fa parte della nuova era. Sì, del Green Pass, davvero. Ma io vorrei ritornare alla spiaggia, ma non solo, perché parlavamo anche del campeggio e ci sono le immagini anche del campeggio proprio di Lignano Riviera, che dicevo numeri straordinari con tanti turisti che arrivano davvero da diverse parti del mondo. Sì, al villaggio camping premiamo gli stranieri per tanti motivi, ma soprattutto perché effettivamente hanno cominciato a venire precedentemente, poi hanno sospeso per via del Covid e adesso ritornano numerosi ed effettivamente è un cliente buono che è sempre pronto ad ogni iniziativa, anche l'animazione diventa più importante, ogni sera ballano, cantano e suonano con la dovuta precauzione, rispettando le regole, quindi è un cliente a carattere internazionale che qualche volta va in Spagna, qualche volta va in Grecia, qualche volta viene da noi ed è contento. Bisogna essere bravi a tenerseli qui, no? Questo tipo di turista. Sì, assolutamente sì, bisogna tenerselo perché rappresentano il turista anche di Lignano, che quelli che sono di Lignano partono da Lignano e vanno in Thailandia, vanno a destra ma anche a sinistra. Purtroppo il turismo adesso è diventato internazionale e noi ci dobbiamo adattare perché esistono metodi per far trattenere queste persone, si chiamano metodo crociera e metodo resort. Il resort è quello che abbiamo fortunatamente noi, tanti alberi, tanto verde, poche costruzioni, tutte quante basse, bene. E il metodo crociera è quello di far passare il giorno completamente in una determinata atmosfera. Cominciano con lo yoga, proseguono con la colazione, eccetera, 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 fino al ballo serale, alla baldoria serale. Quindi una serie di servizi inclusi nella vacanza. Assolutamente sì. L'animazione è quello che si aspettano in qualsiasi località, perché vai pure non so, nelle Maldive, trovi un posto bellissimo, trovi le palme, il mare azzurro, però la sera che fai? Vai a dormire presto, e no, ci vuole l'animatore che viene da Milano e dice ah ragazzi balliamo, così è. Ma adesso siamo a settembre, una bella temperatura, ma chi vuole ancora fare il bagno al caldo può andare al parco termale Riviera Resort e si trova anche l'acqua calda. Quella è un'iniziativa che ho fatto personalmente, devo dire la verità, sfidando tante cose, ma è venuta bene perché ho avuto veramente successo, le persone vengono là e sono contente. Quest'anno, per la prima volta purtroppo, però abbiamo intenzione di continuare, finalmente abbiamo l'acqua calda nelle piscine. Per adesso è a 31-32 gradi, ma contiamo di arrivare a 34 in determinate piscine perché qualcun altro potrebbe avere dei problemi. Però sono contenti, per esempio quest'oggi sono tutti nella piscina, sotto l'ombrellone nessuno, allo sdraio nessuno prende il sole, tutti in acqua perché sono felici di sentire il brivido caldo. E questo vuol dire che il parco termale Riviera Resort può rimanere aperto un po' di più rispetto agli altri anni? Cosa ne pensate? Questo è un problema che io sto zitto come un pazzo perché effettivamente è un problema importantissimo. Noi vogliamo fare delle
terme che facciano competizione internazionale. Per fare competizione internazionale abbiamo bisogno di tante cose, abbiamo bisogno di un albergo, abbiamo bisogno di un parco termale, abbiamo bisogno di un metodo crociera, abbiamo bisogno di fare delle cose importanti, però quando si fanno cose importanti è bene starsene zitti fino a quando non si fanno. Però voglio dire, se il nostro telespettatore vuole venire a fare il bagno nel parco termale, può farlo fino al 17 settembre. Terrete aperto il 17 settembre? 19 settembre? Fino al 19 settembre, confermo. Abbiamo avuto la conferma. Quindi io ancora a tempo posso venire a fare il bagno e provare l'acqua calda. Assolutamente sì. Bene. Grazie. Grazie al dottor Pozzo, complimenti sempre per tutto quello che fa per Lignano, davvero grazie. Grazie a lei. Ora andiamo a vedere un contributo filmato, perché il nostro Andrea Pierini ha preparato un servizio dedicato a Lignano e non solo. In particolare si parla di Lignano 10ª nelle ricerche Google. Scopriamo perché nel servizio. Lignano nella top 10 e Grado nella top 50 delle città italiane più cercate nelle tendenze di viaggio dell'estate 2021. Il quadro emerge grazie a Google e alla pagina Destination Insight, creata dal motore di ricerca statunitense per fornire una piattaforma di informazioni utili agli operatori turistici. Nel periodo inizio giugno-metà agosto, in tutto il mondo, indicando l'Italia come destinazione, la città più popolare è chiaramente Roma, seguita, forse a sorpresa, da Riccione e da Rimini, e poi Venezia e Milano. Dopo Napoli, Firenze, Caorle e Lido di Jeso, ecco che arriva Lignano Sabbiadoro. La crescita nella ricerca per la popolare città di mare è stata superiore al 75% rispetto allo scorso anno, un dato che la accomuna a Grado. Roma e Milano invece hanno registrato un aumento compreso tra il 50 e il 75%. Lignano in realtà sale di un posto, superando anche il Lido di Jesolo, riducendo il periodo di ricerca dal 1 luglio al 18 agosto. I principali paesi da cui sono partite le ricerche sono chiaramente quelli europei, con Germania e Austria, poi Francia e Svizzera. Al quinto posto gli Stati Uniti, però poi si torna nel vecchio continente con Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Spagna e Polonia. Lignano è cresciuta molto nelle ricerche Google e per quanto concerne gli interessi italiani, oltre al Friuli Venezia Giulia, che ovviamente fa la parte del leone, ci sono Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Le parole più ricercate? Meteo pesca, la prenotazione degli ombrelloni e poi al terzo posto lo zoo e al quarto lo stadio. Quindi Lignano 10ª nelle ricerche Google, come avete sentito nel servizio di Andrea Pierini. Un altro elemento di grande interesse è la cultura, ma anche le piste ciclabili che permettono ai turisti di girare e vedere al meglio Lignano Sabbiadoro nella sua bellezza. Ma partiamo da una mostra dedicata a Marcello D'Olivo, curata dal suo ultimo allievo Francesco Borello. L'avete inaugurata poche settimane fa, Sindaco? Sì, si trova a Terrazza Mare in una delle sale espositive, penso una mostra molto importante perché celebra i 100 anni dalla nascita di D'Olivo e i 30 anni dalla morte. E D'Olivo è stato un urbanista, un architetto, ma anche un intellettuale che ha saputo veramente dare una svolta incredibile alla nostra località attraverso una intuizione che ha permesso lo sviluppo di Pineta, in particolare il piano regolatore di Pineta, la nota a chiocciola, è il frutto della sua idea e del suo sviluppo, e aver costruito una città senza rotonde che avesse a cuore un perfetto equilibrio tra uomo, ambiente, natura, paesaggio ed edificato è stato uno degli elementi del successo della nostra località. Infatti la località di Pineta è veramente molto apprezzata e noi abbiamo cercato di mantenere questo concetto ispiratore di D'Olivo anche attraverso delle scelte all'interno del nostro piano regolatore che hanno impedito la cementificazione di Pineta proprio per mantenerne l'aspetto originario e più fedele al messaggio che ci ha lasciato
Stato d'Olivo e che è di estrema attualità per il nostro territorio, soprattutto se si vuole oggi fare turismo, perché il turismo moderno, il turismo di oggi è un turismo che va alla ricerca della natura, va alla ricerca dell'ambiente. D'Olivo aveva detto che nessuna casa doveva essere più alta di un albero e questa mostra celebra le sue idee e la sua persona come uomo, come architetto, come urbanista, come intellettuale, ma anche come padre di famiglia, come insegnante, insomma, proprio perché è uno dei suoi allievi che l'ha organizzata e hanno portato anche tutto il materiale che era presente nel suo studio. Marcello D'Olivo avrebbe approvato la bicipolitana, tutti questi percorsi ciclabili, sono 50 chilometri di piste ciclabili in tutta Lignano. Ma noi nel primo mandato abbiamo adottato uno strumento di pianificazione che si chiama Piano Urbano del Traffico e uno di questi allegati era la cosiddetta bicipolitana, che poi abbiamo iniziato a realizzare nel secondo mandato e si tratta di una sorta di metropolitana però con l'utilizzazione delle biciclette, quindi non sottoterra ma sopraterra, attraverso dei percorsi caratteristici che vogliono valorizzare le bellezze del territorio e quindi abbiamo anche cercato di identificarle con delle colorazioni, ad esempio i tratti di ciclabile che sono stati costruiti ex novo quest'inverno sono tutti quanti colorati di giallo, proprio per renderli identificabili nei confronti dei turisti e abbiamo cercato di collegare, rendere coerenti su tutto il territorio anche quei tratti di ciclabile che erano stati già precedentemente realizzati, proprio perché il turista oggi possa venire a Lignano, parcheggiare la macchina presso la struttura ricettiva o la casa nella quale vuole trascorrere la sua vacanza e attraversare il territorio in completa sicurezza attraverso l'uso della bicicletta e quindi attraverso una mobilità lenta. Quindi chi arriva a Lignano sa che è privilegiato innanzitutto il pedone, poi il ciclista e in terzo ordine coloro che vanno con la macchina. Io ringrazio il sindaco che ritroveremo nei saluti finali. Noi ora facciamo più che la pausa per la pubblicità, parleremo dei prossimi eventi qui a Lignano Sabbia d'Oro e tracceremo anche un bilancio di quelli che sono stati i concerti all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro e così andremo anche a capire i prossimi appuntamenti all'Arena Alpe Adria tra poco. Bentornati in diretta a Telefilo Estate da Lignano Sabbia d'Oro, questo è il mare ripreso in diretta dal nostro Francesco Snider. Oggi la spiaggia è davvero ricca di turisti in questo sabato di settembre, una Lignano Sabbia d'Oro che si prepara anche agli eventi delle prossime giornate di settembre, perché qui non si molla. Massimo Brini, assessore al turismo, anche se è ora di tracciare un bilancio dell'estate guardando naturalmente i prossimi eventi. Ma com'è andata? L'estate direi che è andata alla grande e se settembre si mantiene bene con il tempo sarà un'estate e una stagione grandissima, anche perché i numeri veramente sono come quelli che erano prima del Covid, nonostante che abbiamo perso maggio e giugno si è iniziato un po' a rilento le prime 2 settimane. Abbiamo preparato le immagini del concerto di Emma, un concerto che ha aperto poi tutti gli eventi musicali in Italia. È stato il primo post-Covid e l'Arena Alpe Adria è diventato, come dire, un punto di riferimento per la musica qui a Lignano. Certo, è stato il primo con il pubblico post-Covid e noi siamo molto contenti perché Lignano Sabbia d'Oro è prima in tantissime cose. Non sempre riusciamo a promozionarle tutte, però l'altro giorno eravamo presenti al G20 delle spiagge e la nostra località è invidiata da molti altri assessori al turismo e sindaci proprio perché siamo molto avanti in quelli che sono gli spettacoli e le manifestazioni e questo ci fa veramente molto piacere. Ci sono altri appuntamenti all'Arena Alpe Adria, uno in particolare a breve. Sì, l'appuntamento è con il concerto di Manu Chao alla fine della prossima settimana, anche se settembre è caratterizzata più che altro da tutta una serie di eventi sportivi, ma ce n'è un altro veramente molto importante che è la Bikers Fest che è dal 16 al 19 di settembre. E di questo ne vorrei proprio parlare perché generalmente si teneva a maggio, post-Covid è stato spostato a settembre e la città a settembre.
grazie ai bikers si trasforma e diventa una bella festa. Beh, lo scorso anno è stata veramente anche una grossa sorpresa per noi, perché eravamo abituati ad avere fra le 30 e 35 mila presenze. Lo scorso anno abbiamo sfiorato le 90 mila, forse 94 mila dovremmo aver fatto, naturalmente in momenti differenti, sempre con il contapersone, con la mascherina, tante code eccetera eccetera, però è stata veramente una bellissima manifestazione, anche perché hanno tolto quella del Fakersee e quindi settembre è libero per i bikers, e se il tempo sarà favorevole sarà anche quest'anno una grandissima manifestazione. Dal 16 al 19 settembre, questa è la 35esima edizione se non sbaglio, ma Brini da quanto la segue? Da tanti, essendo anche motociclista, per cui sono andato anche a seguire quelle del Fakersee e da altre parti, e quindi essendo motociclista non vedo l'ora che arrivino qua tutti i colleghi bikers. Anche perché nella zona del Luna Park, lì il punto centrale della festa, e ci sono diverse manifestazioni, ci sarà anche musica, intrattenimento, poi magari ne parliamo nel dettaglio con gli organizzatori, ma qual è la cosa più bella del biker secondo Brini? Tutte le novità rispetto anche alla customizzazione delle moto, perché chi ha una moto e poi la vede magari lo stesso modello customizzato inizia a pensare come trasformare la propria moto, e su quello ci sto pensando anch'io. Però diciamo, vedi tante novità e tanti altri che arrivano con delle moto fantastiche che magari le hanno customizzate anche in Polonia. Ho visto di quelle fatte in Polonia veramente bellissime, o che vengono dagli Stati Uniti o che vengono dalla Russia, perché proprio partono una settimana prima per essere presenti al nostro appuntamento, e quindi diciamo che anche il pubblico è un elemento da vedere e fa già spettacolo il pubblico stesso. Quindi non solo per gli appassionati di moto, ma ce n'è per tutti i gusti, perché davvero loro sono molto bravi a creare poi altre iniziative all'interno del Biker Fest. E al di là delle altre iniziative, devo dire la verità, è che la parte food lo scorso anno era eccezionale, solo che hanno proprio finito tutto ed era sempre una rincorsa a trovare qualcosa da mangiare, ma veramente lo scorso anno si sono superati anche in quella che era un po' la parte, non dico carente, ma la meno pregiata della manifestazione. Invece con lo scorso anno abbiamo raggiunto il top anche lì. Quindi da provare, da consigliare. Senz'altro, anche perché Lignano non riserva solo quelle, ma c'è anche un altro punto che è davanti al campo sportivo, dove ci sono i demo rider, si possono vedere le ultime novità, e ci saranno le auto elettriche. Io lo scorso anno ne ho provata una, mi sono innamorato, l'ho anche comprata. Ah, non l'ho ancora vista, me la farei vedere. Sì, è parcheggiata sotto. Io ringrazio l'assessore al turismo Massimo Brini, in bocca al lupo per questo settembre, per le prossime novità. Grazie e un saluto a tutti i telespettatori. Noi ora andiamo proprio a vedere una clip dedicata alla Biker Fest e poi parleremo con gli organizzatori, perché loro ci racconteranno tutte le novità di questa edizione. Vediamo la clip.
benvenuti a Telefilo Estate. Ci siamo lasciati con la clip dedicata alla Biker Fest, quindi avete già visto un'anticipazione di questa 35esima edizione, ma entriamo nel dettaglio con Mike Persello, degli organizzatori di questa edizione, tra l'altro la 10ª a Lignano Sabbiadoro. Quali sono le novità? Raccontaci. Le novità sono tantissime, la manifestazione come sempre è una kermesse ricca di eventi nell'evento dedicati al motorismo a 360 gradi, quindi alle moto ma anche alle quattro ruote. Quattro ruote, la passione per le quattro ruote nasce con quelle americane, infatti siamo già arrivati alla 26esima US Car Reunion, che poi nella domenica 19 vedrà anche la grande parata nella città di Lignano naturalmente, ma come sempre, come dicevo prima, gli eventi sono tantissimi. Andiamo da quello che è il Custom Bike Show, quindi le 100 moto più belle d'Italia ed Europa, che si daranno sfida a colpi di cromature all'interno del Luna Park, ma tutta la zona dell'off-road è enorme, abbiamo oltre 7 km di tracciati off-road solo per le due ruote, più quelli dedicati alle quattro ruote naturalmente. Il nostro fiore all'occhiello come sempre sarà poi anche l'area Demo Ride, che è situata allo stadio di Lignano Sabbiadoro, e lì lo scorso anno abbiamo dato vita a 3400 prove moto, quindi le case moto ufficiali saranno presenti per far testare gratuitamente le nuove gamme a tutto il pubblico che lo vorrà fare. Questi sono alcuni perché un programma è davvero ricco, dal 16 al 19 settembre. Io ci verrò perché non ci sono mai stata e voglio vedere, perché tutti mi parlano molto bene di questo Bikers, cioè Lignano si trasforma grazie a voi. Sì, diciamo che la collaborazione con Lignano, nata ormai 10 anni fa, ha dato subito i suoi frutti. Noi siamo entusiasti di essere qui a Lignano, la cittadina ci ha accolto benissimo fin dal primo anno e sono nate tante collaborazioni con il territorio. Il Motoclub Sabbiadoro ad esempio si occupa ora della parte dell'off-road, ma abbiamo tantissimi albergatori. La collaborazione con il consorzio è nata ormai diversi anni fa, quindi anche il booking dell'evento nasce diversi mesi prima e cominciamo collaborando e portando la nostra esposizione a diverse fiere di settore già con i nuovi pacchetti, ma anche tutti quelli che sono i ristoratori e i locali di Lignano partecipano attivamente all'evento, quindi siamo molto soddisfatti di questo. E diciamo che non è solo per gli appassionati della moto, c'è davvero da divertirsi per tutti. Ci sono più di 300 espositori, quindi anche bancarelle dedicate all'abbigliamento, agli accessori e quant'altro, musica naturalmente. Il nostro slogan è Rally Race Rock Festival, quindi ce n'è per tutti, non solo per gli appassionati di motori indubbiamente. E parlavi prima delle collaborazioni, c'è la collaborazione appunto col Consorzio Lignano Holiday proprio per dare spazio anche al settore della mobilità elettrica, e la Bike Fest ci tiene in particolar modo. Ne parliamo con Martin Manera, perché è davvero interessante che questo aspetto. Ma la collaborazione tra Consorzio e appunto la Biker Fest, come diceva appunto me, che è nata da quando la manifestazione si è spostata a Lignano. Volevamo in qualche maniera arricchire con un qualcosa di assolutamente nuovo nel panorama della mobilità, e ci è sembrata un'idea estremamente vincente, appunto quella di inserirci in qualche maniera nel filone della mobilità elettrica. Abbiamo avuto praticamente l'idea in contemporanea e il risultato è stata l'edizione dello scorso anno, che è stata un'edizione zero praticamente, estremamente interessante perché ha visto la partecipazione attiva di tanti concessionari del territorio, quindi fondamentalmente sono entrati nel mondo del turismo anche degli attori che con il turismo avevano poco a che fare, e è risultata veramente vincente. Qui si parla naturalmente di automobili elettriche, ma non solo, si parla anche di scooter elettrici, di moto elettriche, della bicicletta elettrica e naturalmente anche dei monopattini, quindi una kermesse diciamo che si presenta nella mobilità elettrica a 360 gradi. E la grande novità di un evento di questo tipo, che si discosta assolutamente dagli eventi fieristici, è quello che i mezzi possono essere provati, anzi devono essere provati. Diciamo che questa era la carta per poter entrare come concessionario all'interno della kermesse, consentire al pubblico, anche non necessariamente interessato all'acquisto, di provare la mobilità elettrica dall'auto fino al monopattino.
Quindi mi avete convinto perché devo cambiare macchina, quindi coglierò anche questa occasione. Complimenti davvero, anche perché sarà tutta manifestazione all'insegna anche della sicurezza nel pieno rispetto alle normative anti-Covid. Assolutamente sì, sappiamo bene che anche Lignano Sabbiadoro si è preparata ma era già pronta da quest'estate, quindi sarà tutto l'ingresso contingentato con Green Pass, si può effettuare anche con tampone naturalmente, sappiamo che la Friul Coram è già pronta ad accogliere i molti che vorranno fare il tampone per venire all'evento. E questo è molto molto importante. Io ti ringrazio Mike, ci vedremo sicuramente, ringrazio anche Martin Manera del Consorzio Lignano Holiday. Ora parliamo di sport perché a settembre è il mese degli eventi sportivi a Lignano Sabbiadoro. Uno tra questi è l'Aquatic Runner, vediamo questa clip. Questa era una clip dedicata all'Aquatic Runner, ne parliamo con Antonio Gaudiano, responsabile della tappa di Lignano dell'Aquatic Runner. Com'è? È corretto, perché di solito sbaglio nomi, ma adesso giro l'ho detto giusto. Allora, prossimo appuntamento, raccontaci un po' come si sviluppa. Allora, il 12 settembre partiamo da Grado per venire fino a Lignano. Gli atleti, che sono circa 240 atleti, si confronteranno al campionato mondiale di Aquatic Runner, di Swim Run, che consiste nel partire da Grado, farsi tutte le isole tra nuoto e naturalmente corsa sulle isole ed arrivare fino a Lignano. A Lignano arriviamo qui alla Punta Faro dove ci sarà l'arrivo. In totale sono 26 km, di cui 21 km e mezzo, poco di più, fatti in corsa e circa 5 km fatti a nuoto. Naturalmente tra corsa e nuoto non c'è possibilità di fermarsi per cambiare l'attrezzatura. Cioè uno parte già con le scarpe su, con il pull buoy su e con le palette per nuotare e arriva fino all'arrivo in questa maniera. Questo è fondamentalmente come funziona. E si parte da Grado a che ora? Si parte da Grado la mattina presto, si partirà per le 5:30 e si arriva verso le 9, arrivano i primi. Verso mezzogiorno, l'una, arriveranno quelli un po' più lentini. Naturalmente durante il percorso i porti, cioè tutte le uscite dalla laguna saranno interdetti alla navigazione, tranne se la capitania di porto avrà esigenze di far uscire o entrare imbarcazioni. Ed è un appuntamento quasi fisso di settembre, ne parlo con il vice sindaco assessore allo sport Alessandro Maroso. Io mi ricordo da anni che l'Aquatic Running si tiene proprio a settembre, come altri appuntamenti sportivi di settembre. Beh, giustamente il mese di settembre è dedicato allo sport. A Lignano non si ferma, qui sei tu il protagonista, è il format che da anni è un contenitore di tutti questi eventi in spalla di stagione. Proprio nel prossimo weekend, oltre all'Aquatic Runner, avremo un evento inclusivo che è il para powerlifting, dunque il sollevamento pesi per gli atleti disabili, il campionato italiano, dunque un evento inclusivo con accessibilità ampia che caratterizza naturalmente il Lignano Sabbiadoro anche rispetto a questa tipologia di sport, che trova, grazie a la convenzione con Bella Italia, un luogo in cui poter svolgere questo tipo di eventi, ma non solo. Avremo proprio nel weekend del 26 non solo la Corsa delle Rose, che è un evento ludico
ludico motorio dedicato alle donne, il ricavato sarà dedicato alla Lega Italiana contro la lotta al tumore appunto delle donne. Avremo poi un meeting giovanile di atletica leggera allo stadio Tegel e soprattutto il Tuna Festival qua in Darsena, il Big Game, che è la pesca sportiva, la pesca del tonno rosso, la quale sarà poi integrato con un evento comunque di somministrazione, dunque avremo le prelibatezze del mare che raggiungeranno i nostri ospiti. Ma non solo questo Alexis, noi in realtà con il 12 avremo la campagna di Gigi Buffon che con il suo Parma arriverà a Lignano a giocare contro il Pordenone. Quest'annata noi abbiamo il cuore naturalmente nero-verde perché abbiamo firmato questa convenzione triennale con il Pordenone che speriamo possa disputare i prossimi campionati di Serie B a Lignano, e naturalmente questa nell'ottica della promozione e destagionalizzazione è un progetto importantissimo. Ma non solo calcio, anche volley, perché il Ciudad Almassons, no? Sarà presente qui a Lignano. Esattamente, proprio in questi giorni sta ultimando la preparazione sempre al Polisportivo Comunale, la squadra di A2 femminile, il volley Talmassons, ha scelto Lignano per giocare il prossimo campionato di A2, in fase di stesura questa convenzione anche con le ragazze con la loro bella maglietta fucsia, che sarà un altro strumento di promozione per la nostra località che va a braccetto con lo sport in ogni momento dell'anno. E poi hai citato prima un meeting di atletica, sappiamo quanto è importante anche durante l'estate il meeting di atletica leggera, e con Giorgio Dannisi che coordina questo evento, e diciamo che è stato uno degli eventi clou dell'estate, come ogni estate a Lignano. È il meeting internazionale di atletica leggera, è un evento di inclusione in cui 3 tipologie di atleti partecipano come protagonisti: il mondo del settore giovanile che mette, diciamo, per la prima volta le scarpette chiodate in una pista incredibile, abbiamo poi il mondo dell'inclusione con gli atleti speciali e poi i top team con tantissimi atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi nei giorni successivi, il top team Giamaica che passa tutta l'estate a Lignano, e le ragazze del top team Giamaica stanno riportando a Lignano tante medaglie d'oro, adesso stanno correndo ancora in giro per l'Europa nei vari meeting, e probabilmente la prossima domenica daremo il saluto alle giamaicane e alla squadra giamaicana. Diciamo che Lignano porta bene, dai, allo sport, agli sportivi, speriamo, e saluto al presidente Lovisa del Pordenone Calcio che porti bene anche al Pordenone in questa stagione che è già iniziata un po' così col cambio tecnico, ma insomma speriamo bene. Ma speriamo che Rastelli riesca a dare quel cambio di ritmo adesso, e tifiamo nero-verde, incrociamo le dita e Lignano porta bene. Grazie all'assessore allo sport, vice sindaco Alessandro Marosa, ringrazio anche Antonio Gaudiano dell'Aquatic Runner, quindi appuntamento il 12 settembre. Sicuramente sarà anche proprio bello da vedere anche per il pubblico. Parentesi, quando ci sarà all'inizio verso le 8:30 ci sarà anche lo swim dog, ci sono questi ragazzi con i cani che fanno una parte di swim e di corsa sulla spiaggia, lì nella spiaggia dei cani, vicino, diciamo, sull'arrivo nostro, sfruttano il nostro arrivo, e così abbiamo fatto un buon connubio. Bene. Io vi ringrazio Francesco Snidero qui con me in diretta da Lignano Sabbiadoro, e regia Tiziano Campigotto assieme a Martina Beraldo. Grazie a voi per l'attenzione e buona serata. Just the way you make me feel. That's just the way you make me feel.